Buonasera a tutti, benvenuti al nostro notiziario sportivo. Apriamo con il calcio, facce scure, clima da tempesta dopo la sconfitta che sancisce l'eliminazione del Mantova dalla Coppa Italia. Riviviamo subito il dopo partita molto teso a San Bonifacio, vediamo. Le cose non vanno bene qua. Sia martedì. Non è che questo vi fa ripensare al mercato per caso, no? No. L'avevo chiesto anch'io prima. No, bisogna ripensare a tante altre cose, non al mercato. Devono ripensare a tante altre cose. Ma il mister dov'è? Il mister dov'è? Non parla. Non parla. Ho visto un buon primo tempo, ma noi il secondo tempo caliamo sempre troppo. Non lo so da cosa dipende, parleremo, guardiamo, però anche lì 30 minuti di allunghi prima della partita, io non lo so. Adesso valuteremo assieme com'è la storia. Non la mettiamo dentro, poi secondo tempo siamo un po' cotti. Ciao, ciao. Prima ci sta, la seconda comincia a essere grave, anche se Coppa Italia conta poco o niente, è domenica che contano, però 2 partite di fila, anche perché insomma una squadra alla portata, anzi insomma il primo tempo però facciamo fatica a far gol e la prima occasione, il primo errore che facciamo ci castigano. E adesso vediamo com'è maturata la sconfitta. Non era mai accaduto che il Mantova di Patron Bompieri perdesse 2 gare di fila, ma il risultato di ieri è preoccupante. Incubi d'agosto, il Mantova esce dalla Coppa Italia nel modo peggiore, battuto da una San Bonifacese non certo trascendentale, ma più briosa nel finale. Solito copione, per la terza volta i biancorossi incassano il gol nell'ultimo quarto d'ora. Poche le attenuanti, anche se mancavano alcuni titolari per infortunio o turnover. Il Mantova nel primo tempo non punge, a differenza delle api che danno fastidio alla panchina di Graziani e costringono l'arbitro a una breve interruzione. Ma le occasioni si concentrano solo nei primi 5 minuti. A parte il sinistro di Noman, finito a lato, e un autogol annullato per azione viziata da un dubbio fuorigioco di Spinale, il primo tempo regala solo sbadigli, interrotti da qualche tentativo da lontano. Pochi i testimoni arrivati da Mantova. Solo 8, in regola con la tessera del tifoso, prendono posto nel settore ospiti. Gli altri assistono dal cavalcavia. Lo show non merita il prezzo del biglietto. Le mosse di Graziani con gli ingressi di Del Sante e 5 non portano subito risultati. Anzi, la Sambo va vicino al gol con Faccini, tiro sventato da Portesi. I nuovi entrati tentano di mettersi in luce, ma il tasso di pericolosità resta molto basso e al 33esimo il Mantova, di nuovo in debito d'ossigeno, si consegna alla Sambo. Caruso perde palla, Portesi è bravo a opporsi alla conclusione di Brighenti, ma l'azione prosegue e sul cross di Marianeschi ancora Brighenti si avventa sul pallone prima di tutti e castiga il Mantova. A rendere la giornata ancora più amara l'inutile e pericoloso intervento di Franchi su Tecchio. Rosso, squadra in 10 e per Franchi la beffa di saltare la sfida da ex con la Cremonese. Nel finale un traversone di Spinale coglie la parte alta della traversa, mentre Caruso si spinge in attacco cercando di farsi perdonare gli errori in difesa. È solo calcio d'estate, ma la musica deve cambiare al più presto. Per Franchi dunque un turno di stop, anche Zaninelli salterà la partita di mercoledì prossimo con la Cremonese. Il giudice sportivo ha infatti squalificato il difensore per una giornata per somma di ammonizioni.